si non vedesse a te, a chi lo dicesse più, no, che bello, si non vedesse a te, forse non ci vedrà, due voce, per fare aspettare prima fatta male, e cambia, perché non ci vuole niente, se non dovesse a te, a più dicesse chiude, oh che bello, se non dovesse a te, come non passa più, grazie come sempre un grosso applauso per il papà di Rosario di Caro amico mio, un grande applauso, tanto per ricordo della funzione amico. Mi ricordo un pranzo, ero piccolino, quando andavamo a mangiare la pizza la sera al lavoratore di Mercatello, andavamo a mangiare con il padre e Rosario. Rosario spero non si ricorderà, io mi ricordo. No, bene non mi ricordo, purtroppo. Quando vedo di Rosario, direi soprattutto. Io sono felice, questo mi rincuora perché questo testimonia il fatto che anche se le persone non sono più con noi fisicamente, vivono sempre in noi e in mezzo a noi. Solo un applauso per il grande Grazie. Io ne approfitto a questo punto, dato che c'è Rosario vicino a me, mi sono emozionato perché io e Rosario ci conosciamo da tantissimi anni. Molti anni, pensate che eravamo due bambini, suo padre cantava a Palermo e lui veniva con papà. Quindi diciamo la nostra è un'amicizia abbastanza lunga. Dico sempre che la musica unisce tutti i cuori di tutti quanti, quindi siamo su questo palco stasera perché amiamo la stessa cosa tutti quanti, la musica, quindi questo è più forte di qualsiasi altra cosa, qualsiasi altra diceria, qualsiasi altra discussione. Quindi La cosa bella viva la musica, la cosa più bella secondo me è che la musica non ha genere, perché il fatto che siamo qua con la stessa passione, della melodia, del sentimento, della passione che ci lega alla nostra terra, è un fatto bello, e stare qua a prescindere da È una musica bella, è un al fatto che ambiente. io vi ringrazio a nome mio, della mia famiglia, dei miei amici per essere qua ad omaggiare comunque la nostra famiglia e mio padre in questo giorno importante. L'onore è nostro, Tantissimo. È un ambiente bello, il nostro, ma purtroppo non esistono solo i cantanti protagonisti, insomma, ci sono tante cose che girano intorno che comunque a volte fanno anche sì che tante cose vengano poi arrivino distorte. Ecco, e quindi l'importante è comunque ritrovarci. Abbiamo fatto strada da via Enrico Doni, Da quanto tempo? via Enrico Doni, mi ricordo anche la mia. C'era uno Ma quando ne studente. portavate insieme? Ci vuole però quanti? Sì, è vero. cambia sempre bene. Cioè avete una base a disposizione, vediamo quanti partite